Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di questo quadrante radiostesico che serve per selezionare le fasi lunari. Ho già fatto una pillola, ma per chi è nuovo a questa materia, per chi si sta avvicinando, che cosa servono queste fasi lunari? Beh, prima di tutto bisogna capire l'importanza della Luna sull'essere umano, ma in generale sul pianeta Terra, su questa palla azzurra, palla verde, chiamatela come volete, insomma, questa palla immensa. Perché? Perché tramite gli influssi lunari si muovono le maree fanno muovere i venti, le persone sensibili ai venti cambiano di umore, le persone sensibili agli influssi planetari in generale cambiano di umore. Si può utilizzare la luna piena e la luna nera a dipendenza se si vuole avvicinare, rinforzare o allontanare certe situazioni. Quindi diciamo che va in simbiosi anche con la radionica, ma soprattutto con i riti propiziatori, i quali riti propiziatori si agganciano oltre alla Luna, si agganciano anche agli influssi planetari in generale. Quindi, diciamo così, la Luna è una grandissima macchina energetica che influisce l'essere umano, che lo voglia o meno. Ci sono persone più sensibili che lo sentono, altre persone meno sensibili, ma in ogni caso vengono influenzati anche se non lo sentono. Cioè, non è perché uno è cieco la luce non illumina, non è che uno è cieco e non ci sono i colori ci sono quelli che la vedono e altri che vedono meno. È lo stesso l'influsso lunare, sulla nostra vita la luna ha un influsso importantissimo. Quindi, quando noi facciamo dei lavori e abbiamo anche la benedizione della luna, i lavori risultano più performanti, più forti, più potenti, più lunghi, più longevi, no? In altre parole, noi quello che facciamo e applichiamo alla luna rimane impresso nella lastra eterica lunare, sia nel bene che nel male. Quindi è importantissimo prendere il quadrante radiostesico per gli influssi lunari e scegliere e fare la domanda sempre mettendo il testimone in centro. Quindi ipotizziamo che siete in un periodo in cui qualcuno vi stressa, in cui non trovate bene la soluzione, no? Non trovate bene la soluzione di questo problema. Può essere un collega di lavoro, può essere il lavoro che va male, può essere la salute che è un po' claudicante, può essere il vicino di casa che vi parcheggia sempre la macchina davanti, può essere qualsiasi tipo di lavoro, no? Che insomma trovate noia, voi a un certo punto dite oh che noia, incontrerò ancora quel tizio e via dicendo. E allora si chiede subito un aiuto in quale momento del mese, sotto quale influsso lunare, si può far partire il lavoro radionico. Questo è il primo. Il secondo punto, è molto importante, è cercare il circuito idoneo. Ipotizziamo che utilizziamo questo. Tra l'altro, il legale maledetto veneziano lo usano già da tempo e anche Hilde fra un po' farà delle pillole riguardo a questi circuiti. Io ne ho fatto uno in cui spiego come utilizzarlo. Beh, qui in mezzo questo è anche un quadrante radiostesico e un circuito radionico, più un circuito radionico. Comunque, mettete il vostro testimone, il vostro bersaglio, in altre parole, mettete sopra il nome della persona che vi annoia, la persona che vi turba, il problema con un nome, data di nascita e lo ripeto, l'intento. Cioè, se questo qui vi annoia, scrivete questo qui è un rompiscatolette, eh? Mm. E poi quanto tempo lasciamo? Allora, noi abbiamo già capito che bisogna partire con la benedizione della Luna, così il risultato è più performante. Poi il circuito, in questo caso, non ha bisogno del nord e del sud, per il semplice fatto che è rotondo. È un circuito sempre pulito per via di questo sistema ideato dal vostro maledetto veneziano. Si lascia l'intento e nel caso il tizio annoi molto, è vero che il corpo eterico si satura dopo un mese, però diciamo che se lo si lascia di più, male non fa, dipendenza dalla vostra noia che avete incontrato. E quindi lo si lascia su.
Poi questo circuito, questo è un circuito per modo di dire, comunque è qualcosa di più di un circuito, questa croce cristica è per voi, per darvi la forza di superare questo periodo, quindi sopra la vostra foto e la lasciate lì, così che le forze cristiche di questi caratteri cabalistici formano, come diciamo, modellano la vostra corazza che magari è stata rovinata da quella persona o da quel problema che vi ha intaccato la vita. Questo. Poi usiamo anche questo che è un valorizzatore, però va bene anche come quadrante circuito radionico. E questo è l'infinito, io ho spiegato un'altra pillola, il valore dell'infinito, no? Che è usato dalla fratellanza bianca, via dicendo, no? E qui mettete anche, per avere più armonia, per superare il problema, il vostro testimone, che può essere una foto, il nome, il cognome e l'altro di nascita. E quindi vedete che non è che c'è bisogno solo di un circuito radiostesico, di un quadrante, scusate, un circuito radionico, un quadrante radiostesico. Si lavora in simbiosi con tanti circuiti. Bene, spero di essere stato chiaro e utile. Mi raccomando, so che alcuni fanno dei corsi e usano i circuiti, li vendono i corsi chiaramente, e usano i circuiti e quadranti radiostesici di legare magnetoveneziano. Mi raccomando, non inventate l'acqua calda. Se il marietto dice che si usa così, si usa così. Lo ripeto? Volete essere chiari? Se il marietto vi dice che si usa in questo modo il circuito radionico, il quadrante radiostesico, si usa in questo modo. Se volete usare i circuiti sono gratis, va bene per tutti, però se fate i corsi a pagamento, il marietto dice rosso e rosso non inventate il bianco. Grazie e alla prossima pillola.